stese il primato per tutta la prima parte di stagione, colpo su colpo, punto su punto, vittoria su vittoria, domenica dopo domenica. Poi l'incantesimo è sembrato svanire dalle parti di San Giovanni, mentre la magia è continuata a spargersi sopra Aragona, che adesso è un passo al trionfo, ma questo potrebbe rappresentare l'ultimo grande, vero ostacolo dei bianco-azzurri, che sono qui al Ninolo Bue di San Giovanni Gemini per la gara è valida per la 27esima giornata del campionato di promozione Girone A. In campo Gemini e Aragona. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, la Sportissima. Sinistro a cercare nuovamente il destro qua invece di Piraneo, a punire subito gli avversari. Allora tre piedi, va lontano dove c'è Namio e controlla. Namio è in aria, palla sul sinistro, va col destro, esterno della rete. Mentre l'Aragona che può ripartire anche in uno pseudo contropiede. C'è Genova al limite del fuorigioco, Genova rientra sul destro con il numero 10 Muratore che mette subito il destro al centro, lo stacco di Azumara Colley e avanti il Gemini e col numero 7 di Colley, la specialità della casa, l'inserimento da mezzala e 1-0 avanti il Gemini. Lascia Secter, va Stassi di colore beige, qua rischia invece incredibilmente il Gemini. Namio in aria, Namio lo scambio a Genova, l'errore di Ovusu e c'è il pareggio dell'Aragona ancora con Rosario Genova. Già battuta, Becca, deviazione e poi rovesciata, ha tentato Stassi ma c'è un fallo. Becca a destra, Muratore si accentra, ancora Muratore, entra in aria, prova il tiro, rimpallo che favorisce Becca che rimette il cross al centro, era più una conclusione in realtà verso la porta di Priolo. C'è sempre Licata a sinistra, Licata, cross al centro, Colley di nuovo, occhio, ottimo controllo, il controllo all'improvviso di Namio, sì è Namio ed è 2-1. Gira le parti di Muratore, chiama palla Stassi, pallone a metà dove c'è Leo, la girata di Colley adesso dove c'è Perrone in aria, Perrone rientra sul destro, non tira ma c'è il calcio di rigore, fallo sull'Emuel Perrone, si dispera Strabone perché è stato lui a commettere l'intervento falloso. Stassi fischia Cannata, va Stassi, chirurgico, il re ha fatto un altro gol, preciso come pochi, dal dischetto trova il 2-2. Faglie spazza Pirrotta con un campanile, finisce qui, 95 precisi, termina così la gara tra Gemini e Aragona, termina una bellissima sfida tra due delle squadre più forti di questo campionato, ce lo dicono i numeri, ce l'ha detto questa domenica.